Est in fiore rivolto verso l'Oriente. Giardini orientali, bonsai, maestri giapponesi e origami. Saranno loro, assieme ai fiori e alle piante del florovivaismo italiano ed europeo, i protagonisti della 12ª edizione di Este in Fiore, che si terrà dal 19 al 21 aprile e quest'anno avrà come slogan Giardini dell'Armonia. L'edizione è dedicata al giardino, come luogo privilegiato in cui l'uomo può trovare un benessere profondo e permette di riflettere sulla costante ricerca fra uomo e natura. Nel programma la manifestazione prevede laboratori di origami, mostre di pitture a inchiostro su seta e carta di riso, esposizioni di kimono d'epoca ed eventi dedicati al mondo del bonsai. Le prime manifestazioni sono fissate già per giovedì, ma è venerdì che apre la rassegna del vivaismo all'interno dei giardini. L'inaugurazione è invece prevista per sabato. Domenica dalle 8 alle 20 si anima la fiera del florovivaismo veneto. La grande novità di questa edizione è il biglietto di 2 euro per accedere all'area dei giardini. Il centro storico invece è ad ingresso libero.